Figli la pulizia, dai ragazzi! Fermo, ti prego. Fermo. Nato qua. Piano. Ma si è chiamato anche polizia! Ci sono voluti circa 2 minuti e svariate persone per bloccare il ragazzo ventenne di origine tunisina che la mattina di sabato è entrato urlando e inveendo contro clienti e personale del supermercato di Piazza Milano a Jesolo, creando il panico. No! Io ferma ya Zebbi! Ferma ya Zebbi! Vai fuori! Subito vai! No, basta! Basta! Signori, Basta! piano Daniele! Daniele, no, basta! Fermi! Attimi di paura, 3 minuti che per i clienti e i dipendenti del supermercato sono sembrati un'eternità nell'attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine che una volta giunte sul posto lo hanno condotto in caserma. Il giovane è ben noto alle forze dell'ordine e solito aggirarsi tra Piazza Milano e Piazza Mazzini, fenomeni che Jesolo si trova ad affrontare soprattutto nel periodo estivo, dove passa da circa 27.000 abitanti a più di 250.000. Assorbe in realtà quelli che sono problemi che normalmente in queste città invece purtroppo hanno tutto l'anno. Quello che a me non piace molto è quello di etichettarli con etichette facili che poi riassumono un po' il contesto, che è quello di maranza, di mala movida, perché sembra quasi un stigmatizzare un problema. Il problema non sono 10 disgraziati che arrivano in città e che creano disagio, che sono un problema, ma su questo la città è pronta ad intervenire e le iniziative che sta mettendo in campo assieme anche ai privati stanno dando risposte, perché rispetto a 4 anni fa la situazione è comunque molto migliorata. Quello che non è migliorato è la situazione sociale legata a questi giovani. Il problema non è puntuale, è un problema più sociale, culturale e forse più che a botte di ordinanza o di norme, sebbene siano importanti a risolvere il problema puntuale, c'è bisogno proprio di un percorso culturale che migliori questa situazione.